Onorevole Chinnici, le ragioni di questa sua candidatura quali sono? Le ragioni della mia candidatura sono l'amore verso questa terra. Io sono siciliana, profondamente siciliana, legata alla mia terra, e dopo aver fatto un'esperienza molteplice in diversi ambiti, in ambito istituzionale, in ambito di governo, nell'alta amministrazione e adesso anche in ambito europeo, credo di poter mettere a disposizione, a servizio dei cittadini siciliani questa esperienza per cercare di dare davvero una svolta, per portare la Sicilia verso un cambiamento che la valorizzi e che valorizzi quanto di bello c'è in questa terra. Non sono un politico di professione, si è pensato ad un campo progressista, che potesse lavorare insieme già in questa prima fase, però esprimendo delle candidature sulle quali saranno i cittadini a pronunciarsi attraverso il meccanismo delle primarie. Le proposte per convincere i siciliani a votare diversamente dall'attuale governo? Ma guardi, io credo, e lo credo non perché sia una mia idea, ma perché delle persone che vengono in Sicilia mi hanno detto che la Sicilia in questo momento sta manifestando proprio questa voglia di cambiamento, questa voglia di venire fuori forse da una condizione un po' più, compressa. La Sicilia ha tanto da dare e forse è arrivato il momento di tirar fuori tutto questo, e allora io, con l'esperienza che ho avuto, con la prospettiva europea, io credo di poter essere un po' quel stimolo al cambiamento, guardando soprattutto ai giovani. Io ho un rapporto bellissimo con i giovani da sempre e conosco tantissimi ragazzi in Sicilia, so la voglia che hanno di valorizzare la loro terra e di poter esprimere nella loro terra le loro ambizioni, cosa che purtroppo oggi non sempre accade. E allora, siccome io da siciliana voglio che i nostri ragazzi rimangano qui, se questo è quello che vogliono, e che però qui possano avere le giuste opportunità per esprimere le loro capacità, i loro sogni, realizzare le loro ambizioni, allora un motivo forse della mia candidatura è uno stimolo a dare a me la fiducia, è che io intendo davvero battermi per la Sicilia, intendo davvero con responsabilità, perché credo che la politica debba avere responsabilità, lavorare perché la Sicilia abbia ruolo anche a livello europeo, possa diventare la punta avanzata nel Mediterraneo dell'Unione Europea. Purtroppo i giovani partono e non riescono a trovare un lavoro, questo è un grandissimo deficit della Sicilia, quindi far ritornare i siciliani, i giovani siciliani è una grandissima ambizione, ci riuscirà, ci potrà riuscire? Dovremmo creare le condizioni perché loro vogliano tornare, nel senso che dovremmo assicurare loro non solo una formazione di livello elevato, perché ce l'hanno, ma dovremo fare in modo che quella formazione loro poi possano spenderla trovando qui in Sicilia le giuste opportunità di lavoro. I ragazzi che sono fuori amano la Sicilia, non vanno via perché sono disamorati, vanno via perché non trovano le opportunità, e allora bisogna rimotivarli ad amare la loro terra, a continuare ad amarla stando nella loro terra. Ci sono tanti problemi della Sicilia, uno di questi è quello dei rifiuti. Da presidente futuro, come intende risolverlo? Ma guardi, io ho un modo di lavorare che forse mi viene appunto dalla mia esperienza maturata per gran parte in ambito non politico, no? Io affronto le cose con metodo. Il primo step è conoscere bene il problema. Sappiamo tutti che c'è un problema di rifiuti, però fare quello che sto facendo in questo momento, incontrare le persone, cercare di capire veramente qual è il problema e come viene vissuto, è il primo momento. Poi analizzare e trovare la soluzione più giusta, e allora sicuramente la differenziata, che in alcune zone funziona e in altre purtroppo ancora no. Sicuramente gli impianti di smaltimento, so che alcuni sono già finanziati ma non sono stati realizzati, quindi rivedere questo piano di impianti di smaltimento. Si parla del termovalorizzatore.
potrebbe essere una possibilità, fatto però naturalmente con le dovute cautele, la dovuta attenzione ovviamente all'ambiente ma soprattutto alla salute dei cittadini. Quindi io immagino un diverso ventaglio di possibilità, però nell'ambito di un piano complessivo che affronti il tema in maniera, diciamo, univoca. Grandi interessi appetibili alla mafia, lei magari ne sa qualcosa, questo purtroppo è una mafia che si è rinnovata nel tempo, però è sempre presente, in particolare per gli appalti pubblici. Lo so e qui mi piace e da un lato mi dispiace ricordare che io ho fatto una legge da assessore regionale, una legge sulla trasparenza della pubblica amministrazione, sulla correttezza della pubblica amministrazione, una legge contro la corruzione, una legge che conteneva norme specifiche contro le interferenze della criminalità organizzata di tipo mafioso nell'ambito anche delle gare d'appalto, eccetera. E dicevo, mi piace ricordarlo, però mi dispiace al tempo stesso perché è una legge che purtroppo approvata all'unanimità non è stata mai attuata. Allora sotto questo profilo del tutelare l'amministrazione, quindi gli appalti in generale, non solo quello che riguarda i rifiuti, il primo passo che, se dovessi essere il Presidente, farò sarà di riprendere quella legge che è pienamente in vigore pure se non attuata, verificarne in alcuni punti, diciamo, eventuale aggiornamento e comunque attuarla veramente, metterla immediatamente in funzione, perché quella legge garantisce davvero la legalità nell'ambito della pubblica amministrazione e la legalità per me è trasversale a tutte le politiche, è presupposto fondamentale del buon funzionamento della macchina amministrativa pubblica. Quindi noi ci crediamo, stiamo sostenendo in forma convinta la candidatura di Caterina Chinnici perché riteniamo che possa davvero essere l'alternativa a questo governo regionale. Le presidenziali avranno ovviamente il loro appuntamento il 23 di luglio, speriamo che ci sia una ampia e buona partecipazione, perché questo è, diciamo, un grande sintomo di democrazia per l'idea che noi abbiamo avuto appunto quando sul perimetro politico si è parlato delle presidenziali, e quindi oggi più che mai siamo qua a Realmonte proprio per incontrare Caterina con il territorio agrigentino, con gli amministratori, con il popolo del Partito Democratico che sostiene fortemente e in forma convinta la sua candidatura. Le prospettive sono quello di dare di sicuro un contributo migliorativo a questa regione. Abbiamo tanto da fare. C'è tanto lavoro da svolgere perché questo governo regionale ha fatto tantissime promesse e di fatto non ne ha mantenuta nessuna, quindi noi con tutti gli auspici siamo pronti a poter essere governo di questa regione per i prossimi 5 anni. Io in questi giorni ho incontrato l'assessore Scilla per rassicurare gli agricoltori perché c'è una delibera dell'aprile del 2022 che addirittura oltre a danno la beffa, cioè vede aumentati i canoni irrigui, vede aumentato il costo dell'acqua, e noi a che eravamo sulla promessa elettorale del 2017 da parte del Presidente Musumeci di una riforma dei consorzi di bonifica, a che invece oggi abbiamo una riforma che è passata in Commissione Attività Produttive dove io sono il vicepresidente, ferma al palo, non è mai arrivata in aula. Questo governo regionale, come la riforma dei consorzi di bonifica, anche la riforma dei forestali, come tantissime altre riforme partendo anche da quella dei rifiuti, sono tutte riforme ferme al palo, e quindi oggi gli agricoltori hanno davvero ragione ad essere arrabbiati perché abbiamo anche un altro aspetto, che il Presidente della Regione qualche settimana fa parlava come se non fosse accaduto nulla dei 31 progetti bocciati su quello che sono di fondamentale importanza, su 400 milioni di euro di investimenti per l'agricoltura. Oggi la base del PD, gli amici simpatizzanti, incontrano Caterina Chinnici. Ecco, ma la domanda che le faccio è: come risponderà Agrigento a questa candidatura? Io spero che risponda bene. Caterina Chinnici è una proposta che parla non soltanto al Partito Democratico, non soltanto al centrosinistra, è una proposta che per la sua storia politica e personale ambisce a parlare alla maggioranza dei siciliani. E del resto gli attestati di stima, di sostegno, anche di mondi che non appartengono al Partito Democratico e che oggi sono presenti
qui a Realmonte dimostrano che è stata fatta la scelta giusta. Una donna di grande prestigio personale e professionale, di grande riconoscibilità politica, che quando ha proposto la sua candidatura ha sempre riscosso enormi consensi, e io penso che sia pronta a governare la Sicilia e a capeggiare la proposta di cambiamento per la Sicilia e per i siciliani, e Agrigento risponderà, io sono convinto, nel migliore dei modi. Ecco, la compattezza del centrodestra può influire in un'eventuale perdita del centrodestra e vittoria del centrosinistra? La Sicilia potrà scegliere finalmente di andare a sinistra? Io penso che noi dobbiamo guardare alla nostra di compattezza, alla forza del nostro progetto politico, della nostra visione politica. Penso che dobbiamo parlare ai siciliani spiegando le nostre ragioni, illustrando la nostra visione di Sicilia senza pensare a quello che fanno gli altri.